Il problema è il sovraffollamento. Al carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia ci sono 100 detenuti in più rispetto alla capienza, motivo per cui nei giorni scorsi il senatore del Partito Democratico Andrea Martella ha presentato un'interrogazione in Senato. Una delegazione formata da rappresentanti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino e dei Radicali del Veneto, con lo stesso Martella, il consigliere comunale Paolo Ticozzi, ha visitato il carcere ed incontrato i detenuti. All'uscita si sono soffermati sulla encomiabile gestione dell'istituto di pena in un contesto però inaccettabile per la densità forzata nelle celle. La dirigenza del carcere di Venezia sta facendo moltissimo, forse anche più di quello che potrebbe essere chiamata a fare per legge o per norma regolamentare. Ma ci sono dei dati, dei limiti oggettivi che sono insuperabili, a partire dal sovraffollamento. Come Nessuno Tocchi Caino ci impegniamo in queste visite a rappresentare tutte le criticità di questo mondo perché qualcuno possa pensare a una soluzione che certamente è possibile. La prima, distoglici da una visione carcerocentrica. Il carcere non rieduca, questo carcere non rieduca i condannati, non rieduca le persone, serve altro e questo è il nostro impegno. Il carcere è vecchio, ci sono delle sezioni dove ci sono celle con detenuti concepite da uno, dove ci sono 3 detenuti su un letto a castello a tre piani, quindi c'è questo contrasto, una direzione straordinaria del carcere che davvero ha a cuore il fatto che le persone detenute pronte per uscire escano migliori di quelle che erano quando sono entrato. È la riduzione del danno di un luogo che basta vederlo, strutturalmente anacronistico, vetusto. Varie le richieste presentate anche in Consiglio Comunale a Venezia. Dalle riduzioni dei costi dei biglietti per i vaporetti, per i detenuti che possono uscire per fare attività di pubblica utilità o lavorare all'esterno, poi dall'altro lato proprio chiedendo al Comune che attivasse delle convenzioni con tutte le società partecipate affinché i detenuti possano fare attività di pubblica utilità e quindi restituire in qualche modo qualcosa alla società dopo i reati che hanno commesso. Su questo abbiamo anche chiesto che vengano aggiornati gli importi economici che il Comune dà in cambio in qualche modo a questi detenuti che stanno facendo dei percorsi per il reinserimento all'interno della società, contributi che sono fermi agli importi del 2009, per cui basterebbe anche solo un aggiornamento Istat per dare un po' più di respiro economico a queste persone che comunque devono affrontare anche delle spese in carcere. Da ultimo, ma non meno importante, siamo riusciti a ottenere, raccogliendo le firme dei consiglieri di opposizione, finalmente una commissione consiliare dopo 4 anni a tema carcere. Da risolvere anche l'impossibilità per 6 figli in carcere con le mamme di frequentare l'asilo e il nido, dato che non c'è più il servizio di accompagnamento.